La femmine buine e la femmine triste. A ieri une volte il signore Sampieri, che allava a torpa al Friul a predicare il Vangeli. Un dopo di misdì, sul fa de sere, strax madurse con tune fan di viodile, a pensi in ben di fermarsi in un borgù de chiarnie a domandare stor. Sampieri, al tu che te prime chiase che al chiatte. E ven furono vecchie, cui chiavei gris, il nas a spicci, e doi voi neris come il chialin. Buine sere, signore, non sfasaresti la grazia di danus un frucion di pane e un cop di minestre? Al domande Sampieri. La vecchia, io squadre di chiaffa piz, e con male grazie ursiere la porte sul nas, cence anche viergi bocchie. Sampieri arreste di clap, ma non si lasse di scoraglià, e al tu che intune altre porte. E ven furono femmine vistude con quattro peccioz, la muse dolce, ma segnate de miserie. E Sampieri i domande se poi ne inveal di mangià. La femmine iu fasi entrà, disin che però avresti in vu di contentarsi di che il po' cagliere. O hai une minestrute sul fug, o fasare in dugli la soppe col pan. Par doman e penserà la provvidenza, e dise. Finita la cena, Sampieri domande ai femmine. C'è vino di dai per ripaiale de ospitalità? Ma noi e po', e rispondi che menante il chiav, non si fa smiga la carità per essi paiaz. I due le ringrazin e gli sin de parte. Il Signore dis, che Dio us benedissi parone, e il prim lavoro co fasares domandi buinore, non finires di falu. Disin così. I due si inchiammini in ban della stalle e si indormidissi in tal fof dal fem, come che orveve consiar la parone di chiase. La femmine non aveva fatto masse cas a ciò che aveva dito il signor, e dopo avesse star la cusine e va a pogliarsi tagliet. Tal domandi buinore non fassi in timpa di smovisi che i due fruz a son biel già da pid dagliet, a domandà al di mangià. Allora, e va in cusine a cirì il taccuin. Io dinse sono avonde per comprare un piccio di farine. E dis, e tacche a contà, ma conte che ti conte, i bes non finissin plui. E va allora in testalle per ringraziare i due pellegrins, ma non chiate nessun. A ieri in las vie sul cricà dal dì. La novità dal miracolo è fa subito il gir di tutto il borg, e anche la femmine triste e ven a savelu tic e tac. Tal imprin e da sun sbrox, e peste e piz, si tombò le partiere, i ven fur fin tremai il fum de sorelis. No, anch'imo no, o hai di essi io la plussione di tutti. E di sfurcula sovosatte. Dunque, bisognava domme spietà che i due pellegrini s'attornassero a passare per lì. E la femmine triste si mette a chialà fispa al barcon. O hai di sta pronte, non si sa mai che qualchidun altri al vedi pensat compagni, si diseve. Dopo qualche giornata, veiu che attornin. La femmine non pier neanche un minuto di tempo, si butta a clamaiu e iu porta in chiase. Il signore Sampieri allora si sentin in taule e si passin per ben. Dopo mangiat, i due pellegrini si evin su con che di la vie, e la femminate si premure di giontà. Non stai a ve pensirs che non vuoi noia di compens? Il signore allora, dopo ve le ringraziate, i dis. Il prim lavoro che o fasares domandi buinore, non lo finires di fa. La femmine e lasse che i due si sistemin, e siere la puarte, e pette un sal di contentecce. E gli è fatte, domandi buinore o sarai plene di bes anch'io. Po' dopo si invia viers la chiamara e parla a dormì, saltanti stialin sa doi a doi pe contentecce. Rivade tagliet però,
non rivecchia passione, tante che gli la smanie di contabes. E prova a dormire in bande, a mettere il chiaff dal pues dai piz, e i piz dal pues dal chiaff, e prova a contare gli spioris e anche a dormire in pins. Ma noi ce fa. Non rive a sierà voli fin tremai la buinore. E al prim crichedì e ieve di buride, cencenati e metti sugli occhiai, pronte per diventarsi ore. Non rive ad ore a metti un piti in cucina che... I tac il sanglocci. Ecco che une bottiglie sul seglar, ave chi che... e gli laghe, e cence de dea, e pare iu liquid. Dopo qualche flat, però, si n'acquarce che non è qui saciaghe e che la bottiglia è che dal savon parlava i plats. E il sangloccio non è mica passato. Come per ogni che ies de bocce e ies anche una bufula di savon. E noi, non rive ad ore a finì di fa bufulis.